ci sta un nuovo video di Minecraft. Come vedete entrambi ho fatto una villa di legno, è gigantesca, immensa. Ci sta un albero, un altro albero, poi due torce, poi due file di rose, poi una fila di foglie d'albero, recinto. Poi ci stanno queste pietre brillanti che di notte si accenderanno da sole, queste torce che resteranno sempre accese. Poi ci sta questo recinto che non fa entrare gli animali, che hanno degli occhi da demente. Poi ci stanno questi due alberi che devono proprio la pietra. Poi ci sta all'inizio un bel tappeto di lana che porta le due stanze per gli ospiti, una e due. Poi ci sta un salone, che questo salone è fatto tutto quanto in legno e vetro, che fa la vista verso la piazza, sarebbe verso la... Poi ci sta questo divano che tutti quanti sapete, l'ho fatto vedere nel mio primo episodio. Poi ci sta questa stanza degli ospiti che si può salire. Questo è un tappeto lana, però non me lo faceva nascondere il tappeto lana, e quindi ho scritto tappeto rotante. Poi ci sta questo corridoio. Sto camminando con Pedrambo. Poi ci sta la piscina. Grazie al recinto permette all'acqua di uscire, così puoi entrare facilmente senza che tutta la stanza sarà. Poi ci sta poi tutto. Io vi consiglierei di fare tutto questa villa in un mondo super piatto, così avete spazio senza distruggere montagne, senza distruggere. L'unico problema è che trovate animali dappertutto, solo l'unico problema è. Quindi io vi consiglierei di recintare tutta la casa, non di recintare solo un pezzo. Poi potete copiare la villa così, oppure cambiare il materiale e cambiare molte cose. Quindi io nel prossimo video farò vedere qualcos'altro, però su un altro mondo YouTube, che c'è quel mondo che ha il computer sopra, il computer della YouTube. Quindi